Buonasera amici di Sportissili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la sfida valevole per la settima giornata di campionato tra Palermo Futsal Club e San Gregorio Papa. Chinnici vede il taglio dei compagni, non gli serve, Chinnici vuole passaggio dentro, poi conclusione col mancino, si era alzata, effettivamente ha provato di capitano. Chinnici cerca il taglio, lo trova la Fiora e poi la parata di Riela. Vivarelli sul destro può calciare e respinge la difesa qui direttamente sul compagno. Majorana spara la porta, prova a girarsi con il tacco molto bene, guarda la porta e poi Giuliano salva tutto. Angioli, la Fiora la tocca, poi Chinnici mette una pezza, le finte, rischia tanto, taglia invece tutto il campo. Chinnici, grande giocata allarga per Sujon, cerca sul secondo palo, poi la tocca Angioli. Nel frattempo Riela è rimasto giù, rischia tanto capitano, la tocca la Fiora, poi un rimpallo favorisce il proprio avversario, palla sul secondo, tocca Catania, poi allo spazio, cerca la porta Giuliano Super, poi Chinnici due volte, si salva il Palermo, poi la Fiora ha la meglio, cerca il pallone Gennaro, guarda la porta, si ferma, cerca ancora il tiro e la parata di pallina Riela, riesce a sventare tutto. Chinnici, sempre Gennaro, Catania, nasconde la palla, Catania, ancora Catania! E poi Riela compie un miracolo, ma che giocata della stagione! Catania intercetta, guarda i compagni, Catania allarga per Leto! Apre troppo il piattone, ma ancora una volta quanta sfortuna per il rosanero! Fa un grande intervento perché scivolata sventa tutto, poi Giuliano per Leto, aggancio perfetto, giù Leto! E poi Riela compie un altro miracolo, l'ennesimo su partita, Lopez allontana, poi su Gione col tunnel rischia tanto, Loreto, Rulletta riesce a passare Loreto e Giuliano! Poi non arriva con il colpo di testa ma si salva il Palermo, che parata di Giuliano su John, Catania, ancora per su John, palla in mezzo, Corona! Anticipo provvidenziale su John, allo spazio per poter inventare su John, destro sinistro, ubriaca tutti, su John ancora con il destro, l'intento di rigore, su John, esatto tutti, su John casca giù, calcio di rigore, che cosa ha creato su John? A infastidire Vito La Fiora, l'esperienza da parte del portiere ex Monreale, La Fiora infatti risponde toccando lui per ultimo il pallone. La Fiora, guarda la porta, la Fiora! E va bene così! 1-0 il cuore verso la moglie Ilenia. Il gol è dedicato a lei per Vito La Fiora che fa 1-0. Sarà rimessa con le mani, rischia tanto Vivarelli che poi qui sbaglia, Majorana e poi Giuliano in spaccata, poi Giuliano va la Fiora, probabilmente uno scam perché la rincorsa non sembra quella di un tiro, la Fiora ma invece è in potenza, la Fiora ancora non trova nuovamente la porta, molto vicino all'azione, riesce all'8 di rialzarsi, palla dall'altra parte, Loreto e se l'è divorata qui tutto lo spazio a disposizione. Adesso poi Gennaro esce a uscire, Gennaro! È tornato Gennaro! Ecco il gol del 2-0, palla perfetta dei compagni e si è sbloccato finalmente. Arrivato dal Palermo calcio a 5, Gabriele Gennaro fa 2-0. Allarga molto bene per Sujon, guarda il tiro di Ridi su John e poi Riela blocca tra gli applausi. Catania, anticipo perfetto, scambia con Sujon, palla di ritorno, Catania ancora, Sujon se l'è divorato, c'era Gennaro sul secondo palo. Voi che siete a casa chiaramente potete farlo, basta mandare indietro la diretta, poi Catania dentro la di rigore si incespica sulla palla, parecchia per Gennaro che cicca, forse sbagliando una cosa molto semplice, poi commette fallo lo stesso numero 7, sempre Catania vicino a lui, non lo serve, lo fa adesso, poi le dribbling viene servito Zampardi, c'è sul secondo palo Richichi, Zampardi per Richichi, prima partita va giù Giuliano e poi Chinnici, cosa ha preso sulla linea? Lopez di testa, poi l'anticipo di Angioli che cerca la punta e super Pino Giuliano mette in calcio d'angolo che manca veramente pochissimo, gioca con il quinto intanto Zampardi con il destro e buca Giuliano, niente clean sheet, 2-1 e adesso i fantasmi iniziano a spuntare. La Fiora, Lopez allontana per la Fiora, fa valere il fisico, la Fiora, contropartita, la Fiora, Riela la prende e poi fischietto in bocca, triplice fischio e vince ancora il Palermo Futsal Club.
che sale a quota 18 in classifica, subendo un gol proprio nell'ultima occasione, anzi la penultima.